parte dalla località Lago della Stua. Ciao ragazzi, ciao siamo a pronti tutti per una nuova avventura. Oggi ci troviamo in Val Canzoi, Lago della Stua. Esatto, Lago della Stua. Stiamo andando ai Piani Eterni. Chissà perché si chiamano Piani Eterni, però vabbè, lo scopriremo. Esatto. Comunque abbiamo parcheggiato qui dove finisce praticamente la strada che porta al Lago della Stua e stiamo andando. A dopo. Ciao ragazzi, il Lago della Stua, ma di calore oggi ne abbiamo che basta. L'altezza dove siamo partiti è circa 640 metri e dobbiamo arrivare a 1700, quindi ci sono più di 1000 metri di dislivello in questo percorso. Non sarà facile perché è caldissimo oggi. Sì, volpe. Aggiungo un'altra piccola informazione, siamo nel parco delle Dolomiti Bellunesi. Il parco delle Dolomiti Bellunesi. Scala, Monte del Sole. 806. Per ora stiamo seguendo questo sentiero che è partito dal Lago della Stua, è abbastanza pianeggiante per il momento, è un sentiero largo, non presenta particolari difficoltà. Ci saranno 1000 metri di dislivello, quindi immagino che prima o poi inizierà a diventare un po' più impegnativa la cosa. Sì, bisognava seguire per Malga Herrera. Sentiero 802 da questo punto. Luglio non è decisamente il mese ideale per questo trekking e neanche sudati e neanche l'estate in generale, mi sa veramente caldo, anche se siamo sempre all'ombra, ma è troppo caldo e umido. Ormai è un'oretta poco più che camminiamo, abbiamo fatto tipo 500 metri di salita finora e dobbiamo farne almeno altri 500 e qualcosa. Il sentiero è questo, è molto, non molla mai, finora non ci è dato troppa tregua in effetti, pochi momenti di piano e tira sempre praticamente, infatti siamo sudati come È pretenzioso questo sentiero. È impegnativo. Abbiamo un piccolo tratto attrezzato. Allora adesso stiamo continuando sul sentiero 802, il cartello indicava Malga Herrera per di qua e poi da Malga Herrera dovremo raggiungere anche i Piani Eterni. Bella vallata selvaggia. Chip, selvaggio qua? Sì. Bello. Molto wide. Ci siamo quasi, il sentiero inizia a spianare. Sì, sembra benvenuti al Jurassic Park. Qui abbiamo la Malga Herrera e i Piani Eterni, bello, non pensavo, molto bella questa piana.
Abbiamo mangiato a Malga Herrera un panino, l'abbiamo appena aperta e quindi non è... Sì, facevano solo dei taglieri di affettati perché essendo oggi il primo giorno di apertura non avevamo pronto praticamente nulla. E niente, adesso ci stiamo dirigendo un'altra volta verso il lago della Stua facendo un piccolo giro ad anello. Abbiamo cambiato sentiero rispetto all'andata, questo dovrebbe essere sempre l'802 credo, non passeremo più al passo di là ma ne faremo un altro. A few moments later. Abbiamo raggiunto i piani eterni e ora siamo quasi arrivati in realtà al lago della Stua e... allora, no, eccolo qua il lago della Stua, si vede lì. Considerazioni sul sentiero. Ed è stata una bella... Tecnicamente non difficile, però... È impegno fisico? Impegno fisico sì, soprattutto in questo periodo con il caldo. E quindi impegno fisico soprattutto in questo periodo dell'anno non è da sottovalutare. Sì. E pendenze di un certo tipo. Perché sono circa 6-7 km l'andata per arrivare fino a Malga Herrera, quindi ai piani eterni, ma non mollano praticamente mai. Non ti lasciano tre. No, sono 1100 metri di dislivello in 6 km e mezzo, 7. Quindi è sempre abbastanza più o meno costanti, non ci sono momenti in cui fa un po' di discesa o comunque molla, è sempre abbastanza costante e di conseguenza anche il ritorno, la discesa è molto impegnativa, però piani eterni consigliato, belli. Esatto, la visuale da lassù è molto molto bello. Molto bello. Siamo tornati al lago della Stua, completato il giro, bello, consigliato. Ciao! Ciao! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be.